Siamo tornati in diretta, buongiorno Taranto, 8:53, ultimi minuti insieme che dedichiamo all'1 maggio Taranto e lo facciamo tracciando un bilancio con uno dei direttori artistici. Diamo il bentornato qui a Cittadella, Michele Riondino. Buongiorno Michele, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Michele, un'edizione 2026 che insomma ha registrato grandi numeri, anche grandi polemiche, ma mi pare almeno io che l'ho vissuta, diciamo, stando tra il pubblico, mi pare di aver notato quest'anno una particolare partecipazione rispetto agli anni scorsi, quindi procediamo per gradi. Andiamo da questo, numeri grandi, un ordine pubblico mi sembra strepitoso. Io ho fatto una fila praticamente infinita, ma la gente mi sembrava felice di farla e di partecipare, o sbaglio? Sì, no, guarda, quest'anno c'è stata, ogni anno ormai è sotto gli occhi di tutti che questa è una manifestazione che cresce anno dopo anno, e anche l'adesione del pubblico la certifica questo successo. Dispiace tanto creare delle file così lunghe, però questo sta a dimostrare che il nostro evento sta crescendo e che addirittura anche il parco... Io mi ricordo i post di Giovanni Raimondi, di John Wayne, diciamo, che tipo ogni mezz'ora scriveva: guardate che state aumentando, poi non vi lamentate se non ce la fate. Certo. Era una specie certo, di allarme costante. Ho cercato in tutti i modi di dare questo suggerimento, di venire il prima possibile, perché il parco si sarebbe riempito. Ormai è un evento dove la gente viene da fuori, è la gente che viene da fuori che si organizza con i pullman, parte la mattina presto per essere il prima possibile in città, e quindi ovviamente i tarantini, se la prendono comoda, purtroppo restano in fila, purtroppo. Però insomma, ripeto, è un successo, è anche il sintomo di un successo che cresce anno dopo anno. Michele, dal punto di vista politico e dal punto di vista musicale, che manifestazione è stata secondo te? È stata inevitabilmente una manifestazione internazionale che ha affrontato i temi naturalmente, i temi legati alla città. Abbiamo avuto il dottor Cecinati, abbiamo avuto la vedova di Claudio Salamida. Il mio intervento è stata improntata sulla lettura di una lettera di una diciottenne che abbandona Taranto ma che promette di tornare. Abbiamo avuto il comitato, abbiamo avuto diversi interventi che hanno appunto aggiornato la questione tarantina, però i fatti del mondo ci costringono a occuparci anche di guerra in Iran, di Palestina, di boicottaggio a Israele, boicottaggio economico, insomma tutti i temi. È il grandissimo intervento del professor Montanari che ha dato una lezione di arte, una lezione di cultura. Poi ci sono ovviamente i politici, soprattutto di destra, che non vedono l'ora di buttare la sabbia negli occhi. Fa molto... Guarda Michele, io l'ho scritto anche pubblicamente. Io credo che alla fine, in qualche modo, diciamo, la polemica da parte della destra ci stia. Cioè, nel senso, difendono ognuno di loro, non la condivido, non la comprendo. Io ero lì, ho sentito tutto l'intervento di Montanari, io sono stato tra il pubblico, devo dire che ha parlato di altro, non è un accostamento tra i risultati fatti. Non ti ha fatto un po' più strano, almeno a me ha fatto un po' più strano, l'intervento di Piero Bitetti, che guida un'amministrazione di centrosinistra? Beh, certo che fa strano, perché la prima cosa che ti viene in mente è che ha avuto un ritorno di fiamma, e forse si è sentito ancora parte integrante di Atti 6, insomma quella da lì viene, forse ha avuto una sorta di ritorno di fiamma, capito? E quindi si è sentito in dovere di dover distanziarsi da un intervento che non ha paragonato la Mussolini alla Meloni nell'azione, ma ha parlato dell'uso delle immagini nei governi e in chi ha il potere. Ecco, guarda, la destra che appunto ha questa mania di vittimismo, la capisco, anche l'analfabetismo disfunzionale, io lo capisco. Quello che non capisco è quando la sinistra vergogna a fare la sinistra, quando il PD non perde occasione per mettersi in cattiva luce. Non avrebbe potuto il Bitetti stare zitto, non dire nulla, anche perché poi
c'è da dire che anche all'interno del comune bisogna anche capire chi è che determina, oppure chi è che ha una linea politica o anche editoriale, perché se il vice sindaco Mattia Giorno fa un bellissimo post al netto delle differenze politiche, quello che un omaggio Taranto dà e dona alla città è incommensurabile, non si può misurare. Questo evento ormai è diventato un evento che dà la possibilità alla città di essere goduta, di essere vissuta, di essere vista. Poi fa molto dispiacere, perché Bitetti avrebbe potuto intervenire sulle morti sul lavoro, l'intervento della vedova di Claudio Salamita, avrebbe potuto intervenire sull'intervento di Cecinati, e invece no, ha preferito insieme alla destra buttare la sabbia negli occhi. Un'ultima domanda e poi ti lascio libero, Michele. L'edizione Simona Fersini dal palco ha detto ci vediamo l'anno prossimo, quindi inevitabilmente ti chiedo, vi state riposando o siete già al lavoro per il 2027? No, adesso ci riposiamo, adesso dobbiamo recuperare le energie, le forze, poi ci stiamo ancora godendo il successo dell'edizione, e sai, per noi è una fatica, perché comunque, ripeto, noi ci mettiamo, il comitato non chiede nulla alla città, non ha mai chiesto nulla, ha solo donato alla città il comitato, e questo evento è un evento donato alla città. Anche l'esistenza di quel parco è un dono che il comitato ha fatto, perché se non ci fosse stata la prima edizione di Un omaggio Taranto, chissà se quel parco sarebbe come lo conosciamo oggi, o avrebbe continuato a essere la discarica che noi abbiamo ripulito nel 2013. Guarda, continueremo perché come ho detto sul palco, noi forse non vinceremo la battaglia contro il siderurgico, ma stiamo vincendo la sfida per il futuro. Noi abbiamo delle giovani generazioni che conoscono il problema, e fortunatamente sono quelle persone come Margherita Piemontese che andranno via da Taranto, ma che torneranno e rappresenteranno, saranno la nostra classe politica e classe dirigente, e noi dobbiamo solo aspettare che questa gente, che questi giovani crescano per poter rimpossessarci del nostro destino, del nostro futuro. Grazie davvero a Michele Riondino per essere stato con noi, buona giornata e buon riposo, Michele. Grazie, buon lavoro, ciao. Grazie.